Sai nonna, oggi a scuola abbiamo parlato della prima guerra mondiale. Davvero? Mio padre ha vissuto durante la guerra mondiale. Davvero? E ti ha mai raccontato qualche storia? Certo, aveva anche un diario con una bella storia su, vuoi che te lo legga? Sì, certo. Caro diario, non sai proprio cosa mi è successo oggi. Mi è successa una cosa stranissima. Sono andato a giocare, ma faceva caldissimo e quindi mi sono disteso per terra. Ad un certo punto, da lontano, compare una figura molto alta. Sembrava quasi che avesse la gobba. Almeno da lontano sembrava così. Mi sono avvicinato e sono riuscito a vedere che era un soldato con un grandissimo zaino sulle spalle, che sembrava molto pesante, e aveva anche un grande fucile, alto quasi come lui. Io ho preso molta paura e sono corso subito in casa. Ho trovato il mio papà e gli ho preso la mano e lo ho portato nel campo dove c'era quel grande soldato. Era disteso per terra, tutto pieno di sangue. Papà, che è tanto buono, ha deciso di portarlo a casa, anche se la mamma non sembrava molto felice. Hanno litigato tanto. Ora sta dormendo nel fienile. Appena passo ti scrivo ancora. Buonanotte. Caro diario, sono già 10 giorni che il soldato è a casa nostra. Il papà mi ha detto di fargli compagnia mentre lui è al lavoro. Alla fine il papà ha convinto la mamma a tenerlo in casa con noi e a curarlo, visto che la mamma fa l'infermiera e aiuta le persone. All'inizio avevo paura di lui, ma ero curioso di sapere la sua storia. Così mi sono fatto coraggio e sono andato a portarli, anche se non parla l'italiano e non riusciva a capire molto. Ho scoperto che ha 20 anni e che ha un fratello della mia età. Mi ha raccontato anche che qualche giorno prima di arrivare a casa mia ha combattuto una guerra nel Piave, che è proprio qua vicino. Ora devo proprio scappare perché la cena è pronta, come al solito si mangia polenta. Caro diario, oggi Sebastian, il mio amico soldato, è partito perché finalmente sta bene. In questi giorni mi ha raccontato tante cose, anche che ha dei parenti a qualche giorno di distanza da qui. Infatti mi ha detto che non tornerà a combattere, ma che andrà da loro. Mi ha detto che la guerra è una cosa brutta e senza senso, dove tante persone buone muoiono anche se non lo meritano. Anche se era da noi per poco tempo, mi mancherà. La mamma mi ha scattato delle foto insieme a lui, da tenere per ricordo. Ne ho dato una a lui e così si ricorda di me. Un giorno spero di rivederlo. Adesso ti leggo la lettera che ha mandato Sebastian. Caro Matteo, sono Sebastian, ti ricordi di me? Da qualche settimana sono tornato a casa in Austria. Sono ritornato dalla mia fidanzata e le ho raccontato di te e la tua famiglia. Spero stiate tutti bene. La guerra è finalmente finita e ne sono felice. Molti miei compagni però non ce l'hanno fatta e questo mi rende triste. Anche se in guerra i nostri paesi erano nemici, io ti considero sempre un amico. Non ti dimenticherò, grazie per avermi insegnato l'italiano. Sebastian.